io dico che è un messaggio di speranza, nel senso che io ho raccontato questa storia di 6 anni in cui di battaglie ne abbiamo tante, le raccontiamo, di pressioni ne abbiamo subite tante, di momenti difficili ne abbiamo passati tanti, errori che non abbiamo fatti altrettanti. Però poi a voce ferme dici insomma, fronte all'inizio urbanistico siamo riusciti o non siamo riusciti a fermare un certo tipo di operazione? Dopo 6 anni bisogna che sì, ci siamo riusciti. All'interno dell'amministrazione siamo riusciti a mettere un po' ordine su certi funzionari, non tutti evidentemente, insomma c'è un miglioramento, dico sì, abbiamo cambiato l'approccio, anche se poi ci vuole tempo per poi licenziare uno sostituirlo con un altro, ma anche un fatto di rotazione che va avanti un po' alla volta, però abbiamo fatto l'immagine di Cortina un po' alla volta, siamo riusciti a riportarla su binari programma. In parte sì, a volte poi è ovvio che un lavoro di anni ti viene trasformato da un'operazione come quella dell'agenzia delle entrate, perché poi basta veramente poco e nell'immaginare condizioni di distruggo. Però insomma, semina, si raccoglie, che quello che sto vivendo adesso, però mi è sempre piaciuta. Questi 6 anni li ho vissuti a tempo pieno, fatto sindaco a tempo pieno e non mi piano niente, francamente, anzi spero di poter finire la parte che mi manca, se mi fa tornare a casa, sì, perché qui non mi è chiuso dentro, adesso ho chiuso fuori, che si decide per dare una pena. E come diceva Enrico prima, queste altre cose, assolutamente ho reagito bene, però onestamente insomma c'è dei momenti che sono anche lui, per nessuno fa l'amministratore pubblico, credo che a livello locale adesso sia particolarmente difficile per due motivi. Da un lato perché noi siamo, lo dico, l'ultimo anello della catena che lega i cittadini a istituzioni hanno spezzato, quindi quando qualcuno si deve applicare da chi va, il sindaco, l'assessore, il consigliere, perché lo trova, insomma. Invece lì, posto alla volta, mi ha creato un gruppo